Buongiorno cari amici, benvenuti anche oggi nella Live Splash del vostro Marietta Veneziano. Oggi parleremo di quelle situazioni in cui ci troviamo in campi di attrazione negativi, e cioè magari legati a qualche situazione che non vorremmo, ma non abbiamo abbastanza forze, energie, volontà per slegarci, o relazioni, amicizie o situazioni d'affari, insomma, in tutte quelle situazioni, oppure in social, magari noi abbiamo conosciuto qualcuno nei social, sappiamo che è una persona negativa, però per un volere volare, per il karma, chiamatelo poi come volete, ci sentiamo che non siamo a nostro agio, non siamo in una situazione piacevole, sentiamo energie sgradevoli, però nello stesso tempo non abbiamo quella forza, quel pizzico di altruismo verso noi stessi per allontanarlo. Allora a questo punto qua si può utilizzare un circuito, ce ne possono utilizzare tanti di circuiti, però il vostro maledetto ha sempre detto di chiedere al quadrante radiostilico del no se vanno bene i circuiti, perché magari quel circuito che va bene per una persona non va bene per un'altra persona. Però questo qua è un circuito che si basa su un'entità forte, su un'egregora forte, quindi è un circuito creato con, vedete, l'abracadabra che indica io penso, io dico, io faccio, il decagono che è il creatore, il triangolo la perfezione e poi vediamo il cerchio l'infinito con una egregora molto forte, un'egregora del basso astrale, proprio per uscire, togliersi da questi campi di relazioni negativi. Quindi come si fa a utilizzare questo circuito? No? Molto semplice, si mette o il testimone della persona che si vuole allontanare o la situazione, si descrive la situazione. Può essere anche un processo in cui magari siamo stati chiamati o una riunione condominiale che non ci interessa, o una causa, o una truffa che abbiamo subito, oppure anche una sicurezza alla nostra vita, perché magari vediamo che i nostri figli frequentano dei campi di attrazione negativi, cioè con brutte compagnie, brutti bar e via dicendo. Allora cosa si fa? Si mette il testimone, che può essere una fotografia, una ciocca di capelli, insomma, quello che si vuole allontanare, oppure un foglio con date, nascita e la situazione si riscrive, si prende il pendolino, vedete, e si fa roteare fin quando il pendolino non finisce la sua forza inerziale. Quindi quando la situazione è ben solida, lo si lascia decantare per fare in modo che appunto il pendolino, cioè scusate, il circuito valorizzi il testimone. Dopodiché si usa la classica losanghe per spedirla e quindi si lascia nell'eterico. Quanto tempo? Beh, minimo un mese per fare in modo che questo circuito abbia il massimo della sua forza proprio per toglierci da questi campi di attrazione negativi, che possono essere vari, magari non ne conosciamo, possiamo mettere anche una, come si suol dire, un biglietto, diciamo, non generico, però insomma che ci aiuti a eliminare tutte le attrazioni negative che incontreremo magari questo mese, questa settimana, quest'anno. Bene, io vi ringrazio, questi sono circuiti che mettiamo a disposizione del Decano Manetto Veneziano e usiamo da tanti anni e li mettiamo proprio a disposizione per questi tempi difficili in cui vediamo che molte persone non hanno la forza finanziaria. Se invece volete un consulto professionale, basta che ci contattate su WhatsApp, su Telegram o sui vari social oppure via telefono. Il numero lo vedete qui in sovraimpressione in alto. Bene, cari amici, grazie di avermi ascoltato e alla prossima, ciao.